ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi abbiamo come ospite il professor Luca Rossetto del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova. Buongiorno Luca, buongiorno. Buongiorno Renzo, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, con il professor Rossetto quest'oggi faremo un po' il tempo che abbiamo a disposizione, i nostri soliti 10-12 minuti, parleremo di economia, in particolare di come sta andando il comparto alimentare e agroalimentare in questo momento di crisi internazionale dovuta all'emergenza sanitaria per coronavirus. Professor Rossetto, cosa sta succedendo al settore, all'economia e al settore agroalimentare? Bene, innanzitutto grazie ancora Renzo, grazie dell'invito e grazie a Veneto Agricoltura per questa opportunità. Allora io vi riporto, noi ci siamo qui sia all'Università, al TESAF e soprattutto al CIRVE, abbiamo avviato una serie di studi e di ricerche, specialmente sul settore del vino, ma ovviamente che traggono spunto da quelle numerose ricerche che sono già state fatte da agenzie sia nazionali come l'Istat e anche molte agenzie internazionali sulle stima dell'impatto del Covid a livello soprattutto economico. Quali sono i dati che emergono? Quali sono i dati che emergono sono innanzitutto c'è una forte incertezza, è una singolarità, è un evento che non ha precedenti, però ci sono alcuni punti fermi come quale sarà il lockdown, la durata del lockdown e gli effetti e se ci sarà una ripresa e quando avverrà. Quindi anche l'indagine ad esempio del nostro Istituto di Statistica Nazionale, l'Istat, prevede ad esempio degli effetti molto diversi a seconda che il lockdown termini, ma già lo sappiamo, termini ad aprile o a maggio o termini ad esempio a giugno, ma adesso abbiamo delle indicazioni appunto più precise. In ogni caso, le stime sia dell'Istat ma anche di altre agenzie internazionali come il Fondo Monetario, le Nazioni Unite oppure Euromonitor, che è più specifico anche per i mercati alimentari, prevedono a seconda degli scenari più o meno gravi ipotizzati cali del prodotto interno lordo che variano dal 4 fino ad arrivare al 7 o all'8 o addirittura nei casi peggiori con cui si prevedeva un forte, diciamo, si ipotizzava un aumento del contagio molto più pesante di quello che in realtà è stato, insomma, speriamo che lo resti così, fino al 10-11%. Come ben sappiamo, abbiamo visto anche i giornali, i settori che vengono più colpiti saranno soprattutto quello turistico. Il settore invece agroalimentare, per le sue caratteristiche di bene di prima necessità, soffre un po' meno, è il cosiddetto settore anticiclico. L'Istat prevede un calo dei consumi che si aggirano a seconda degli scenari tra il 2 fino ad arrivare al 4% in termini ovviamente di prodotto interno lordo. Professor Rossetto, mi scusi un attimo, sappiamo che l'agroalimentare, e ci fermiamo qui al Veneto, vale 6,5 miliardi di euro all'anno. Di fronte a questi scenari cosa si può rischiare? Quali scenari si prospettano? Allora, quelli che sono gli scenari che si prospettano sono la realtà che abbiamo vissuto fino adesso, che è quella che vediamo da una parte un aumento della vendita della grande distribuzione, cioè della distribuzione organizzata, che a seconda ovviamente delle situazioni, i più recenti dati dell'AIRA Infoscam vedono ovviamente un aumento della GDO nelle ultime settimane di un torno al 18-20%. Dall'altra parte più 18% per la grande distribuzione organizzata. Sì, in modo particolare il vino, negli altri prodotti arriva anche al 22% a seconda delle settimane. Mentre invece il problema rimane il canale della ristorazione, la ristorazione collettiva, quindi tutto il canale cosiddetto Horeca, rappresentato ovviamente dal bar, ristoranti, hotel e quant'altro. Ovviamente il settore è ancora fermo e tale rimarrà almeno per un certo periodo. E purtroppo ovviamente tutte quelle, diciamo, o settori o comunque aziende che hanno le loro vendite, che avevano le loro vendite centrate soprattutto su questo canale, soffrono di più. Al contrario, invece, quelle aziende che hanno rapporti continui o comunque consolidati con una grande distribuzione moderna hanno visto un aumento degli ordinativi e quindi che hanno dovuto soddisfare anche in tempi abbastanza rapidi, creando anche delle difficoltà a volte di trovare in tempi rapidi appunto il prodotto.
Un caso emblematico, ad esempio, è quella della carne avicola, dove ovviamente che è un settore fortemente programmato, pianificato, con ovviamente gli allevamenti e quant'altro, in cui ovviamente le grandi aziende hanno dovuto soddisfare una richiesta in tempi molto, molto rapidi, e la cosa non è così semplice quando abbiamo a che fare con delle produzioni che sappiamo essere biologiche. Certo. Luca, scusa un momento, Sì. torniamo un momentino al vino. Io però ho sotto mano un comunicato stampa di Copa-Cogeca, che è l'organizzazione europea degli agricoltori e delle cooperative, dove è proprio di queste ore il comunicato stampa, dove si parla di un calo dei consumi causa chiusura dei ristoranti, dei bar, delle enoteche, degli hotel, eccetera, un calo dei consumi di vino del 30% in valore e del 50% in volume. Mi sembra però che non corrisponda a quanto stai dicendo. Certo, Copa-Cogeca, ovviamente le sue stime sono a livello europeo. Certo che ci sono delle situazioni abbastanza, diciamo, come posso dire, diverse. Come già prima anticipavo, ci sono ovviamente delle aziende che si trovano a dover soddisfare maggiori alternative, aziende invece che non riescono a vendere e quindi si trovano dell'invenduto, specialmente nel caso del vino. In modo particolare pensiamo ad esempio alla nostra eccellenza, che è il Prosecco, cioè eccellenza, insomma, abbiamo produzione più importante, che è il Prosecco. Ovviamente ci sono anche qui aziende che servono una grande distribuzione, che non hanno problemi, anzi hanno visto un aumento delle richieste, e dall'altra parte invece delle aziende che non riescono a vendere. Nel complesso, assentendo anche i dati del consorzio che ho sentito recentemente, non intravedono, almeno fino all'ultima settimana, dei grandi diciamo impatti a livello complessivo. Però ci sono queste importanti differenze a livello locale. Però questo è il Prosecco, un vino giovane, un vino frizzante che ha determinate caratteristiche, sfumate anzi. Diverso invece è il caso dei vini rossi, dei vini vecchiati, dove qui magari ci sono maggiori problemi, e sono anche vini che hanno un valore più alto. Per questo il Copa-Cogeca rileva un impatto molto più forte in termini di valore, di valore soprattutto rispetto al volume. Comunque, quello che voglio dire, la situazione è molto 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 incerta. I dati certi sono ovviamente che abbiamo questo problema dell'Horeca, e quindi prima si riesce a partire con questo canale e si potrebbero attenuare questi impatti, se non fosse altro anche per tutti l'indotto che questo settore sappiamo genera soprattutto a livello per la nostra regione. Certo. Ascolta Luca, dal tuo osservatorio si può dire anche qualcosa sui prezzi del settore agroalimentare? Sui prezzi, allora, come già indicato da numerose pubblicità che abbiamo visto sui media, molte grandi linee insegne, no, hanno dichiarato di non voler aumentare i prezzi per il rispetto ovviamente del consumatore. Dall'altra parte però il problema rimane lungo la filiera, cioè i prezzi all'ingrosso, se no i prezzi all'agricoltore. Qui invece troviamo situazioni abbastanza variegate. Penso ad esempio al settore delle carni bovine, in cui ad esempio carni bovine, quelli rosse, non ci sono problemi, perché la maggior parte delle carni rosse italiane vengono vendute da grande distribuzione organizzata, e anzi hanno addirittura trovato come posso dire, non dico un vantaggio, ma comunque il fatto che c'è un apprezzamento proprio della carne certificata italiana. Dall'altra parte c'è il comparto, seppur minore, della carne bianca, però del vitello a carne bianca, però importante per il Veneto, che invece soffre moltissimo perché era tutto venduto attraverso l'Horeca, attraverso la grande distribuzione, attraverso, diciamo, il canale della ristorazione. Per quanto riguarda invece il settore ortofrutticolo, si può dire qualcosa? Nel settore dell'ortofrutticolo, anche qui qualcosa sì, abbiamo visto anche nei media che ci sono delle situazioni
Anche qui soprattutto nelle prime settimane ci sono stati questi problemi di approvvigionamento, e nonché ovviamente legato anche alla raccolta, spesso ovviamente manuale o comunque che richiede manodopera, di molte ad esempio coltivazioni. Il problema quindi della chiusura di molti paesi, dei confini, della paura del contagio ha creato quindi dei problemi di reperimento anche della manodopera, creando quindi anche delle pressioni ovviamente appunto lungo la filiera, ma diciamo che a livello diciamo di distribuzione ancora non si osservano diciamo delle problematiche, anzi per alcuni produttori testimoniano nuovamente che vivono una situazione in cui il supermercato apprezza il prodotto italiano rispetto a quello di origine estera. Però sembra, da così sentito voci, così anche dagli amici da Coldiretti, che ci sia anche una pressione, anche perché i canali diciamo import-export si sono un po' diciamo arrugginiti in questo periodo, però la ripresa ovviamente dell'importazione e delle esportazioni potrebbe fare ovviamente creare pressioni ovviamente soprattutto il prodotto spagnolo, che hanno problemi ovviamente di collocamento interno, un mercato difficile, complicato rispetto a quello appunto italiano. Certo. Professor Rossetto, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ci sarebbero ancora tante cose da approfondire, magari ci risentiremo. Il messaggio che ci sentiamo di dire in questo momento così di grande difficoltà è di consumare italiano, di acquistare prodotti italiani della nostra agricoltura, e quindi questo nel nostro piccolo è il messaggio che ci sentiamo di dare in questo momento. Io mi associo a te Renzo per questa diciamo augurio, suggerimento per i consumatori, e io rafforzo questo tuo consiglio dicendo di consumare prodotto italiano, prodotto regionale, prodotto locale per aiutare soprattutto la nostra economia locale, che ha tanto bisogno del consumo dei nostri veneti e dei nostri consumatori. Benissimo, con queste parole concludiamo il nostro approfondimento di oggi. Un arrivederci a tutti la prossima settimana e grazie ancora al professor Luca Rossetto del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova. Arrivederci e grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci.